Lo spettacolo è uno spettacolo di varietà dove abbiamo poesie, canto, teatro e musica ed altro. Quindi credo che si divertiranno sicuramente perché c'è dentro una commedia molto brillante, comica, dove parleremo appunto dei valori della vita che credetemi oggi ne abbiamo tanto bisogno. Quindi uno spettacolo dove abbiamo una cinquantina di attori tra piccoli e più grandi. Parleremo appunto come dicevo dei valori ma usando anche i giochi di una volta dove si giocava appunto con niente, con delle semplici rocce oppure altro. Di cosa parlerà la commedia? La commedia in due atti parlerà di una famiglia dove ci sono due sogni. Il papà Antonino avere una casa tutta sua e dei terreni e il figlio Lilliddu una bicicletta tutta sua. Quindi diciamo che nella vita con questo spettacolo diciamo che ci vuole pazienza e sacrifici. L'appuntamento è quindi per? Domani 22 aprile alle ore 21. Dentro lo spettacolo I tempi di Navota, come dicevo, abbiamo una commedia dal titolo E to e nuddu ti può dire con e to. Il messaggio sarà ben preciso, nessuno ti regala niente. Vi aspettiamo!